Auspichiamo un celere e proficuo recepimento della norma in Sicilia per alimentare il processo di rigenerazione del nostro patrimonio edilizio, lo afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, che sul tema ha voluto un convegno in programma venerdì prossimo ad Agrigento presso l'hotel Dioscuri Bay Palace a partire dalle ore 15. L'evento è organizzato dall'Ordine degli Architetti, dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo in partnership con il Sole 24 Ore ed altre amministrazioni e associazioni professionali. L'obiettivo, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, è quello di alimentare il dibattito sulla riforma partendo da più punti di vista e di offrire contestualmente il contributo degli addetti ai lavori al legislatore regionale impegnato nel recepimento del decreto oggi applicabile solo parzialmente sul territorio siciliano. Il convegno sarà coordinato dal giornalista del Sole 24 Ore Giuseppe Latour e si articolerà in due sessioni. Durante la prima relazioneranno Anna Bozzacchi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Antonio Lucchese e Fabrizio Pistolesi, rispettivamente coordinatore e componente del tavolo tecnico per la redazione della legge sulla disciplina delle costruzioni al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Seguirà una seconda sessione dei lavori durante la quale avrà luogo una tavola rotonda sulla visione degli ordini in merito alla riforma del quadro normativo per l'edilizia e il recepimento in Sicilia del decreto Salva Casa.